Ed eccoci qui, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci, in compagnia di Daphne e del maestro Alessandro. Buonasera. Abbiamo iniziato insieme questa avventura e la completeremo insieme. Ed ogni tanto io inizio le nostre puntate vicino a lui perché mi rubano la scena. E adesso vedrete perché, chi è che mi ha rubato la scena, quindi capirete che ho fatto proprio bene, perché loro sono proprio tanti. Abbiamo il piacere di ospitare anche in questa edizione di Mille Voci il coro gospel Seven Hills. Ed eccoci, tieni, Gianluca Buratti, il direttore di questo splendido coro. Complimenti. Ciao, e Daphne, grazie di essere tornati a Mille Voci. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitarvi nella scorsa edizione di Mille Voci e adesso ci siete talmente tanto piaciuti che Gianni Turco ha insistito e ha detto: dobbiamo richiamare questo coro e vedere se sono disponibili per partecipare a Mille Voci. Noi siamo ben contenti di essere qui. Anche noi, vi ringrazio veramente tanto. Allora, grazie a voi. Speriamo che sia l'inizio di una collaborazione, per cui vediamo se riusciamo anche ad organizzarci, perché mettere insieme tante persone è un po' difficile, ma se riusciamo ad organizzarci vediamo se riusciamo a fare anche qualche altra puntata in cui li incastriamo e li facciamo partecipare. Allora, con cosa iniziamo questa puntata di oggi? Un coro gospel è un coro che canta preghiere anche, no? Che canta... Infatti eseguiamo proprio una preghiera, Praise His Holy Name, preghiamo il suo santo nome, con alcuni richiami anche a brani celebri all'interno della strofa. La eseguiremo, è un brano piano e voce e cercheremo di metterci la nostra carica per dare energia come sempre. Loro hanno una carica enorme, se voi ci avete seguito, tra l'altro potete trovare la loro esibizione sempre sul nostro canale YouTube, dove ci sono tutte le puntate della scorsa edizione di Mille Voci, dove poi troverete anche le puntate di questa edizione. Loro hanno veramente una carica eccezionale. Poi mi ricordo che ho dovuto imparare a dire Seven Hills e ho dovuto fare l'associazione, perché loro sono un coro che ha ripreso questo nome dai famosi Sette Colli di Roma, giusto? Ovviamente, Quindi sì. I Sette Colli, che mi veniva più facile, poi ho studiato e ho imparato a dire Seven Hills. Quindi a voi Gianluca Buratti, Seven Hills in Praise His Holy Name. Grazie. Sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Jesus, Jesus, I love thee. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing till the power of the Lord. Hallelujah, praise his holy name.
name, praise His name, praise His holy name, praise His name. Oh, oh, praise His holy Ma che bello! Che bravi, grazie! Grazie veramente, grazie di cuore. Qualcuno di voi può rimanere qui con noi fino alla fine della puntata, così stiamo ancora un po' insieme. Ci prendiamo un minutino, un caffè con Gabriele Marconi. Pausa caffè. Vi ricordate Pollicino? Quel bambino che si riempiva le tasche di sassolini e li lasciava cadere per poter ritrovare poi la strada di casa. Adesso lavora all'Agenzia delle Entrate. Spiega come funziona la tracciabilità. E bentornati qui in studio dopo questa pausa caffè e torniamo già in compagnia di un grande amico di Mille Voci, un graditissimo ospite anche in questa edizione. Lui è un musicista, è un autore, è un cantante, lo avrete riconosciuto, è Gianni Davoli. Ben trovato Gianni, bentornato. Tu suoni moltissimi strumenti, a parte hai diretto, allora la fisarmonica, il pianoforte, la chitarra. Quindi... Diciamo che sono nell'anima un batterista. Anche, quindi... C'ho proprio il ritmo, mi piace. Il ritmo della... E poi tu hai anche diretto proprio delle orchestre, quindi fatto spettacoli in giro per tutta Italia. Hai fatto anche tanta televisione e adesso sei gradito ospite di questa nostra edizione. Con una canzone particolare. Sì? È una canzone che ho scritto per... Siccome oggigiorno non si può ballare in coppia, ecco. Questa va bene per i balli di gruppo. È vero, allora facciamo un saluto a tutti coloro che sono nel settore del ballo, che hanno insomma, vissuto grandissime difficoltà anche a causa del Covid, e le normative adesso si stanno un po' cambiando, però speriamo di riuscire a tornare presto a una vera normalità in cui si possa tornare a ballare. Per ora ci diamo un assaggino, abbiamo un assaggino con questo brano che si intitola Dana Dana. Quindi ballicchiamo con Gianni Davoli, Dana Dana. Sono un figo, è meglio se te lo dico, tu puoi fare americana, con panna cotta e marijuana. Dana, 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 dana. Quando ballo sono un figo, è meglio se te lo dico, mentre fai la parmigiana, mangi tutta melanzana. Hey! Dana, 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 dana. Tu che sei
faccia prepotente. E quando ballo sono un figo, e meglio è se te lo dico, mentre fai la partigiana, mangi tutta melanzana. Hey! Da-da, 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 tu che sei la mia befana, con quell'aria molto strana, hai la faccia prepotente, anche se non vali niente. Da-da. Oh, finalmente. Io Grande. non resisto. Io allora, in questa edizione di Mille Voci io ho cominciato facendomi dei pianti perché abbiamo sentito Gianni al telefono, quindi ci siamo commossi. Ma adesso mi cola il trucco, da quanto stavo ridendo, ma veramente la tua canzone, cioè gliene dici di tutti i colori a sta poveretta, che è una befana, che si mangia tutta la melanzana nella parmigiana, ero piegata in due, troppo divertente. Sono cattivo? No, ma è per No, per ma veramente una canzone, ad ascoltarla veramente faceva ridere, cioè mi ha fatto sorridere proprio di gioia, perché è una canzone che esce un po' dagli schemi, Sì, dagli no? schemi, sì. Della canzone che uno dedica alle donne, d'amore, quanto sei bella, no? Questa era una befana che si mangiava tutte le melanzane della parmigiana, me lo bene ricorderò anche per i per bambini. sempre. Bellissima, grazie Grazie, Gianni Davoli. grazie. No, io mi sono troppo divertita con questa storia della... Cioè, infatti ci guardavamo con Alessandro, eravamo proprio Dana che no, la frase poi quella mi ricordo, ma ce n'erano di altre, quella della befana e della parmigiana. Finalmente piangi e hai lacrime. Ho lacrime di gioia, Di gioia. Oh, bravo veramente, Di grazie a Gianni rilassatezza, Davoli. Bene. Andiamo avanti allora con la nostra puntata e abbiamo ospite una cantante, un artista che ha scelto Mille Voci per promuovere le sue canzoni. Anzi, con l'occasione vi ricordo, se volete promuovere la vostra musica, volete partecipare a Mille Voci, potete collegarvi sul sito di Mille Voci, www.millevoci.it, troverete tutte le indicazioni, tutti i contatti e tutte le mail che tanto non mi ricordo, quindi non vi dico, ci sarà il turco che ve la farà vedere poi in sovraimpressione per poter partecipare a Mille Voci. E lei è un'artista che ha deciso di tornare anche in questa edizione, Marina Muser. Buonasera, grazie. Allora Marina, queste sono canzoni inedite, hai partecipato e collaborato alla stesura di queste canzoni. Sì, ho collaborato con Francesco Papaluca, Giovanni Stellavato e Angelo Petruccetti. Hai capito, ti sei portata i rinforzi quindi tu oggi. Ecco, bravo Angelo, perché Angelo è vero che aiuta anche e arrangia e aiuta gli artisti che vogliono promuovere la loro musica, a realizzarla e a renderla anche bella, insomma, no? Spendibile musicalmente, quindi bravo Angelo, lo fa anche con me ogni tanto, sai, arrangia anche delle cose per me, quindi io però lo faccio strillare parecchio. Con te secondo me tu sei più carina, più gentile, secondo me è stato più facile. Allora Marina, non è il primo tuo inedito, hai fatto anche delle altre cose che hai proposto qui a Mille Voci. Io di te mi ricordo perché nell'altra edizione di Mille Voci, infatti quando ci siamo viste, ho detto ma io mi ricordo di te soprattutto perché si presentò una volta e cantò scalza, che era una cosa, questa volta invece è venuta con le scarpe. Allora Marina, il titolo del tuo brano? Battito di vita. Bello, bello anche il titolo, poi ci scambieremo delle opinioni sul tuo brano. Quindi noi abbiamo Marina Muser con Battito di vita. Che guardi il cielo e lo vedi raggiungibile, passa un'eternità e la luna è sempre quella, una mano cerca appiglio, forse avrà un buon sostegno,
inseguiamo il nostro sogno come un pittore il suo disegno. Troppo stretto questo spazio che la vita ci concede, l'incomprensione della gente ci calpesta dentro il cuore. Troppo fumo nei miei occhi non mi fa vedere il sole. Io non voglio, non è giusto sottomettermi al dolore. E allora cosa aspetti? Cambia tu questa realtà. Cercami in un sogno nella notte che verrà. Sarò il battito di vita, l'essenza dell'amore io sarò. Questa mia realtà fa male e mi fa morire dentro. Tutto scorre in bianco e nero, vivo poco e troppo penso, e poi tu mi prendi in braccio quando non riesco a proseguire. Tu sai colorare il cielo, ogni ombra sai schiarire. E allora cosa aspetti? Cambia tu questa realtà. Cercami in un sogno nella notte che verrà. Sarò il battito di vita, l'essenza dell'amore io sarò. Non ti servono lanterne, i sogni sono la tua luce, tra sguardi freddi e indifferenti e silenzi più assordanti, bisbigli maliziosi e cattive dicerie, ma i sogni cantano più forte, aspettando solo te. Aspettando solo te, solo te. Sono fatti per guarire questi sogni un po' speciali. Ogni nota una parvenza di una speranza nascosta. Ora svegliati. Grazie. Grazie. Che bella Marina, tu hai veramente una vocalità così dolce e anche con un'estensione così importante, quindi veramente è stato proprio piacevole ascoltarti. Poi ci sono alcune frasi di questa canzone, mi è piaciuta l'immagine di portami in braccio quando non riesco a proseguire, insomma veramente poetica. Mi riferivo proprio all'arte in quel momento, è l'arte che mi prende in braccio perché è un sogno da realizzare per me, quello di vivere la mia passione ogni giorno, e quindi mi sento proprio presa in braccio dalla musica, da tutto ciò che è arte, che mi dice non ti preoccupare che ce la puoi fare. Brava, brava, non ti preoccupare, ce la puoi fare, speriamo di riuscire con Mille Voci a contribuire un pochino Grazie. alla realizzazione di questo tuo Assolutamente, sogno. sì. Marina Moser, grazie! Petruccetti, complimenti, bravo, sei stato proprio, vedi, te le vai ricapando, Brava. bravissimo, bravo Angelo. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata con un'altra voce femminile di una grande vocalità, un'amica di Mille Voci, amica di Gianni Turco. Io dico anche che lei è capace di cantare qualunque cosa, di qualunque tipo di artista, e in questa occasione in realtà Lorenza Bettarelli ci fa ascoltare un brano inedito dei suoi. Vieni Lorenza! No, ma pure, vedi, tu riesci a essere sempre elegante
te, guarda, veramente sei una donna splendida, bella, proprio elegante, con una bella vocalità. Stavo pensando la stessa cosa di te, Vabbè, ma noi perché ci vogliamo poi proprio bene. ogni tanto ti inquadravano ed eri veramente molto Grazie. bella. Sì. Grazie, mi fa piacere, soprattutto perché i complimenti fatti tra donne a volte non sono neanche tanto sinceri, invece tra noi ci vogliamo proprio bene, abbiamo anche cantato insieme, quindi è stato veramente un bell'incontro il nostro. Vero, questo è il duetto, È vero. il nostro duetto. È vero. Bellissimo. Dobbiamo riorganizzarci, secondo me per qualche altra edizione di Mille Voci ci organizziamo e rifacciamo qualcosa insieme. Lorenza, il brano di oggi. È voglia di esistere? È voglia di È esistere. Sono rimasta un attimo. È voglia di esistere. Dimmi qual è chi ha scritto È voglia Allora, di io ho esistere? scritto il testo Ok. e i musicisti con i quali collaboravo, perché di qualche tempo fa, hanno scritto la musica. Ok. Quindi E voglia di esistere è un po' un inno ad essere sempre presenti nella vita. Quindi, A esserci, cioè essere protagonisti bravo. della propria vita e Esatto. non farsi un po' invece trascinare da essa. Esatto. Bene. E quindi ecco, questo è un po' il messaggio. Grazie. Allora, Lorenza Bettarelli e voglia di esistere. Grazie, cara. Se stanotte sono sveglia, mi rivesto e mi rispoglio, ma tu dove sei? Ti cerco invano nei pensieri miei, così restando a luce spenta, analizzando tutti i sogni miei. Disegno il mondo e lo coloro come piace a me, veder cose che nella realtà di certo non potrei vedere mai, ma ad occhi chiusi volerò con te, seguendo un mondo che non c'è, solo in due possiamo esistere, solo in due si può eludere ciò che in noi è più importante ormai, e se amore sai è voglia di esistere. Se stanotte sono sveglia, cerco e trovo il coraggio nei dubbi miei, ma è più difficile chiamarti, sai, così restando a luce spenta, volerò lontano dai pensieri miei, sognando il mondo a modo mio, non mi perderò. Cercar cose che nella realtà di certo non potrei trovare mai, ma ad occhi chiusi volerò con te, seguendo un mondo che non c'è, solo in due possiamo esistere, solo in due si può eludere ciò che in noi è più importante ormai, e se amore sai è voglia di esistere, di esistere, di esistere.
Brava. Bellissima! Grazie. Bella veramente, Grazie. orecchiabile, bello il testo, solo in due si può esistere, ma che bello, grazie, Grazie a te. Lorenza Bettarelli. Bene, un'altra grande puntata, un altro grande appuntamento con Mille Voci, rimanete con noi perché andiamo avanti, abbiamo anche un altro momento commovente perché facciamo un omaggio a un caro amico di Mille Voci che poi è stato anche presentatore di questa trasmissione che ho avuto anche il piacere di conoscere. Facciamo questo omaggio a Gianni Nazzaro con Domenico Bartolomeo. Eccoci. Buongiorno Daphne. Buongiorno. Con molto molto piacere, tra le altre cose. Allora, è un piacere. Era il nostro amico, sì. mio amico, ma penso amico di tutti perché... Sì, qui poi era di casa, quindi grande amico di Gianni Turco. Tra l'altro Gianni Turco, dopo la scomparsa di Gianni Nazzaro, ha anche composto e creato uno speciale su Gianni Nazzaro, mettendo insieme tutte quante le sue partecipazioni a Mille Voci, le sue canzoni, quindi se volete lo potete trovare sul canale YouTube di Mille Voci. L'ho visto proprio... più volte, tra le altre cose. Sì. E è bello che possiamo con te fare un omaggio alla sua musica. Quindi Domenico Bartolomeo è un amico di Mille Voci, lo conoscete, canta sempre delle bellissime canzoni con le quali ci accompagna nel corso dell'edizione e oggi il titolo della canzone è Piccola mia piccola. Piccola mia piccola, un brano di Gianni Nazzaro cantato da Domenico Bartolomeo. Grazie. Bugiarde promesse, diamanti bambini le nostre, sdraiati fra l'erba e il profumo di 1000 ginestre. I baci rubati di fretta, mio padre mi sgrida, il piccolo seno proteso, era quasi una sfida. La nostra stagione morì fra tenui colori, partivo lasciandoti lì ad appassire coi fiori, e mentre asciugavi il tuo pianto sembravi sincera, per fare l'amore aspettavi proprio l'ultima sera. Piccola mia piccola, chissà se mi pensi a un altro uomo, hai già quanto tempo è già passato, quante stelle son cadute e poi piccola mia piccola, vorrei ritrovarti bella come sei, sul sentiero del ritorno, mentre si addormenta il giorno, tu che corri e ti nascondi, vinci un bacio se mi prendi. Ho ancora negli occhi il ricordo di quel temporale, bagnati dai piedi ai capelli in quel vecchio fienile, fradicia come un pulcino è quella maglietta, e certo che se te la levi si asciuga più in fretta. Piccola mia piccola, chissà se mi pensi a un altro uomo, hai già quanto tempo è già passato, quante stelle son cadute e poi piccola mia piccola, vorrei ritrovarti bella
e ti nascondi, io ti chiamo e non mi senti. Grazie, grazie. Grazie a te Domenico. Piccola mia piccola, è stato veramente un bel momento perché ci ha fatto pensare a un grande artista come Gianni Nazzaro. Grazie tante Domenico, grazie. Beh, però mi sono contenuta e non mi sono messa a piangere, Alessandro, che io qua in questi casi ormai è dalla prima puntata stai che... diventando insensibile. No, magari ci riuscissi, però mi riuscivano a passarmi davanti alla mente le immagini di Gianni Nazzaro qui a Mille Voci e veramente ho fatto questo pensiero. Sono molto fortunata ad avere l'occasione, quindi ringrazio Gianni Turco di presentare questa trasmissione, perché prima di me hanno presentato questa trasmissione dei grandi artisti, no? E uno di questi era proprio Gianni Nazzaro, quindi mi sono sentita anche un po' responsabile rispetto a questa eredità che in qualche maniera ho raccolto, quindi grazie a Gianni Turco per questa opportunità. Bene, e adesso a chi tocca? A me? No. Su, Alessandro, preparato? Ma a chi tocca? Non c'è scritto Non niente. c'è scritto, ma vi rendete conto? C'è scritto solo il respiro del mondo. Ecco, cerca di fare una presentazione, no? Non lo so. Una canzone inedita. Natale è una canzone inedita. Un esordiente scritta qui a Mille Voci. Qui a Mille Voci, 2021, Signore e 17ª signori, edizione. Daphne Barillaro. Oh, bravo, vedi? Ieri una promessa, oggi una realtà, domani una leggenda. Eccola qui. Grazie, questa è bella. Beh sì, vi presento questo brano inedito, Il respiro del mondo di Adelmo Musso. Grazie. Se vuoi sarò sempre pronta a difendere se c'è fra noi qualche cosa in cui credere, tra le pieghe del cuore cercherò e poi vedrai ci sarà un cielo limpido e i dubbi ormai son gabbiani che volano, ali al vento che il sole bacerà e vita sarà che ci avvolgerà. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai. Se vuoi sarò sempre pronta a comprendere la vita in due. È una strada difficile, dove arriva che importa se ci sei. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai.
noi. E grazie, 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 grazie. Bene, bene, grazie. Bene, andiamo avanti con questa puntata di Mille Voci. Lui è un ospite, per fortuna mi accompagna in tutta questa edizione e mi sostiene, Riccardo Antonelli. Buonasera, buonasera. Riccardo, dimmi. Un nuovo appuntamento con Mille Voci. Sì. In questa edizione così ricca, ma sicuramente così impegnativa. Certo. Ho la fortuna di averti ospite in tutte le puntate, così ci fai ascoltare praticamente un po' di tutto. Sì, è praticamente una sorta di un sunto dello spettacolo, mio master, quindi alla fine vado a toccare un po' gli omaggi ai grandi artisti della canzone italiana, canzone romana, canzone napoletana, come in questa puntata un omaggio naturalmente a Claudio Villa con la sua famosissima Granada. Ragazzi, mi raccomando, qui mica scherziamo, Ecco, sì. Sì. Riccardo Antonelli in Granada. Grazie. Granada, errante engrentada en tardes de toro, mujer que conserva el brujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, tu gota mantana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa de suave fragancia que le derramarco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosa de suave fragancia que le derramarco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de Grande Riccardo. Ma ti prego, ma quanto sei bravo! Grazie. Ma quando io dico che sei l'erede di Claudio Villa, io so quello che dico, sì, lo dico io, lo dico a tutti. Riccardo Antonelli è l'erede di Claudio Villa, perché ti veramente ringrazio lo tantissimo. canti benissimo. Grazie. Bravo, grazie. bravo! Cioè, un'emozione, poi stai lì che aspetti l'acuto, dici oddio, 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 e lui arriva con questa potenza. Bravissimo, veramente bravo. Bene,
E ora è arrivato il momento di una nuova ospite di Mille Voci. Lei è la prima volta che è qui con noi e si chiama Silvia Baldan. Prego! Mettiti qui, Silvia, così sei proprio al centro della scena. Allora, Silvia, benvenuta. Silvia ha scelto Mille Voci per promuoversi, per far ascoltare la sua voce, quindi ti ringraziamo di aver scelto la famiglia di Mille Voci. Da dove vieni, Silvia? Vengo da Terni. Da Terni? Però mi hai detto che non sei di Terni, sei stata adottata, per Sì. cui anche lì c'è sempre qualcosa per la quale c'entrano i partenopei, perché poi mi sono fatta raccontare Sì, un sì. po' di cose, quindi poi alla fine avete scoperto col turco che siete pure quasi vicini, no? Un Perché paese vicino. al Io vengo suo, da Caivano, da Caivano. provincia di Napoli. Ah, ecco, vedi. 17 km da Napoli, tra Napoli e Caserta. Ci canti una cosa in napoletano, scommetto. Ecco perché, hai capito, Gianni Turco ha detto subito sì, questa subito. va bene. Subito. Perché canti in napoletano. Però tu devi sapere che noi qui siamo circondati. Se non ho letto male, la canzone che ci canti è una canzone bella, che mi dicevi anche è stata riproposta proprio nel Sì. periodo del Covid, del lockdown, quando non ci si poteva abbracciare. La Sì. canzone si intitola Abbracciami. Abbracciami, che è di Andrea Sannino. Andrea Sannino. Però questa canzone la sa anche Luciano Morelli, perché voi vi ho raccontato adesso che noi abbiamo il Gianni Turco è in ospedale purtroppo, sta un pochino meglio per saluto. fortuna, però ha lasciato un po' l'eredità adesso della regia a Luciano Morelli. Visto che il Turco lo avrebbe fatto, adesso lo facciamo fare a lui. Quindi adesso, per favore, fatemi sentire. Luciano, mi senti? Sì. Adesso tu, Luciano, mi devi fare un pezzetto di questa canzone. Abbracciami più forte. Basta però che sono timido. Ma che bravo! Vedi? Bravo! Degno erede del Turco, perché il Turco me l'avrebbe cantato un pezzettino di una canzone, quindi bravo Luciano, grazie. Bravo. Adesso invece è il tuo momento, quindi mi raccomando cerchiamo di essere accoglienti, perché lei è la prima volta che viene a Mille Voci. Vi ringrazio Quindi, per l'ospitalità. abbracciami Silvia Baldan. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scruse sti cose, tu sai, non so buona alle fa. Chi non tiene coraggio nella vita non so, o può solo perdere. E perciò si sta in cali capire. Cosa mi sei tu, ma sono innamorata di te, so pazze di te, stai rarendo e ti fai più vicino, ma va prima tu, e allora sì, mi abbracciami più forte, perché pochi sono forti, se tutto il tempo che è passato è tempo perso, così di mano non esiste niente più, e abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che da già sono nata, che mi sceglieva ma non stiva qua. Quante cose si pensano a volte per me potetti, te voglio bene. Ci fa quasi paura a pensare che ti può innamorare, a così rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te, mentre le mani si cercano. E se sbagli parole non succede niente, ti guardo e torno a inventare. Mi sono innamorata di te, so pazze di te, stai
perché pochi sanno forte, se tutto il tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che da già sono nata, che mi scendava ma non stiva qua. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che mi sono sbagliata, quando parlavo la felicità. Ma che brava! Veramente Grazie. complimenti, appassionata nel modo di cantare, con questa vocalità anche un po' scura, veramente brava, complimenti. Facciamo un altro applauso a Silvia. Brava, un modo veramente armonioso di cantare la canzone napoletana. Grazie. Spero di riuscire a rincontrarti in qualche altra puntata di Mille Voci. Grazie. Bene. Maestro, hai sentito? Ma è Avrà fatto bravissimo, contento il il pezzo turco, è proprio. bellissimo e lei l'ha cantata benissimo. devo Ma dire la secondo me verità. si è ispirata a Luciano, che quando ha sentito come la Quando cantava ha sentito Luciano ha detto la devo cantare meglio, pure- ma- no, meglio di Luciano è difficile, però è difficile, è vero, è stato difficile, però brava. Ci stiamo avvicinando alla fine della puntata. Sì, è vero. So è che vero. dopo ci sarà un finale scoppiettante È vero, di bravo. tutti i colori, diciamo. Bravissimo, bravissimo, sì. E allora volevo fare una canzone proprio che riguarda il saluto che noi facciamo di solito, che è famoso in tutto il mondo e si chiama... Saluta Massoreta. quello Ah, lo no. dicono dal Beh, a Volturno, forza di dal stare Volturno con in questa giù. storia del napoletano. Fammi sentire, aspetta, mi prendo Allora, il microfono. questa secondo me la sai, la sanno anche loro, e quindi quando io farò così, loro diranno ciao ciao. Ah, ok. Hai capito? Ah, ho capito qual è. Hai Vai, capito. vai. Pronti, coro. Ritorno al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao. Ciao, ciao. Rivedo ancora i vecchi amici che ho che mi salutano. Ciao, ciao. E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei. Ecco mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornato da te. Ma poi c'è il coro che fa. Ciao, 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 maestro Alessandro. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, bambina, un bacio ancora E poi per sempre ti lascerò come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta e poi non c'è più. cos'è che trema sul tuo bel viso? È Pioggia o pianto? Per te che piangi sempre. Ecco. Dimmi cos'è. Vorrei trovare Che cosa? parole nuove, ma piove, Dove? sul nostro amore.
Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Grazie al maestro faremo una Alessandro tournée Alessandro. a Las Vegas, prima data, seconda data. Sì, andremo in Brasile, il turco ci porterà tutti in Brasile a cantare Ciao ciao bambino, dopo aver assistito a questa cosa. Che poi devo dire, posso vantarmi un attimo? Io Certo. questa ho avuto l'onore e il piacere di cantarla insieme a Domenico Modugno. Un applauso vabbè, è al una maestro, fortuna, non è un merito, al maestro più che altro, Modugno e al maestro Alessandro che ci ha dato l'opportunità che ha cantato con Modugno. Bene, è vero, il maestro Alessandro l'ha detto, ciao, siamo arrivati alla fine di questa puntata, però prima di salutarci vi voglio riproporre un duetto che ho avuto il piacere di fare con lui, che come già vi ho detto nel corso della puntata ha arrangiato alcuni dei miei brani e poi alla fine ci siamo buttati e mi ha detto ma perché non facciamo qualcosa insieme? Quindi ho il piacere di avere qui Angelo Petruccetti! Eccolo, ciao, buonasera, ma che piacere. Angelo Petruccetti, Little Tony Family. Sì, tutto, lui vai. insieme a Cristiana Ciacci, che è la figlia di Little Tony, porta in giro per tutta l'Italia i brani di Tony, la musica di Tony. Lui è stato L'eredità musicale. L'eredità di Tony. musicale. Tu sei stato un suo musicista per 7 anni. 27 anni. Sì, avevo 10 anni quando ho cominciato Ah. con lui, adesso i miei 43. Sì, insomma. si vede assolutamente questo pischelletto, che però è vero, Esatto. te li porti bene. Grazie. E so anche che hai curato tutto un DVD del libro di Cristiana Ciacci che lei ha scritto. A parte del ecco, rapporto... curare tutto il libro e anche il DVD. Il DVD che porta il nome Una vita a tempo di rock, quindi è il titolo che ha dato Tony a questo DVD. Bene. L'abbiamo già detto la volta scorsa, perché questo titolo lui lo aveva appuntato su un'agenda sopra il mio numero di telefono. Quindi Una vita a tempo di rock, Little Tony ha fatto l'occasione per utilizzare questa cosa. È il titolo del DVD, me l'ha detto lui. Bene, bene. Senti, ma facciamo una cosa divertente. Vai, chiudiamo in bellezza, però visto che sì. loro lì anche si vogliono divertire, io li farei alzare in piedi, guarda. ti Ah, giuro. va bene, li sfruttiamo proprio. Poi abbiamo un coro meraviglioso. Ciao, hai visto? Sono fantastici. Ne abbiamo una parte, una rappresentanza, perché non riuscivo a farli entrare tutti quanti seduti qui in studio, però ci dovete aiutare perché sarà una canzone che sicuramente vi coinvolgerà, quindi se vi volete alzare e partecipare con noi, noi cantiamo un brano che abbiamo presentato durante il corso di un Daphne and Friends. Dal titolo? Vorrei la pelle nera. Hey, dimmi Wilson Pickett. Hey, dimmi tu James Brown. Questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown. Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. E penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Ecco perché io vorrei la pelle nera. Nera, 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 nera. Vorrei la pelle nera. Nera, 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 nera. Hey, dimmi tu signor Faust. Hey, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico cara, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Ecco perché io vorrei la pelle nera. nera, 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 nera. Vorrei la pelle nera. Nera, 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 nera. Hey, voi carissimi estinti,
svegli è tutto un affare di razza e colore, come qui, come qui, ad ogni modo vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 vorrei la pelle nera, 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 nera. Poi vorrei stare laggiù, a pizzare a New Orleans, ascoltare il Mississippi, fare a pugni con gli amici, tutti neri e musicisti, saper suonare la tromba, poter parlare l'inglese, l'italiano non funziona per questa musica qui. Poi vorrei poter gridare yeah, 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 yeah. Ecco perché io vorrei la pelle nera. Grazie. Angelo Petruccetti, Riprendiamo grazie. fiato, Grazie, ecco, riprendiamo fiato, chiudiamo questa puntata, venite qui, Con la sigla, voi che con vi la siete sigla. esibiti in questa puntata di Mille Voci e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata, quindi Luciano canta con noi la sigla. Voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Grazie a tutti, alla prossima puntata, ciao, grazie.